Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche della Visione d'Ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda l'appuntamento della cronaca in Friuli Venezia Giulia. Dunque apriamo subito con immagini relative a un incidente stradale che è accaduto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18:15 nei pressi del villaggio del Pescatore in comune di Duino Orisina, lungo la statale triestina. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Aurisina, un 25enne triestino alla guida della sua moto si è scontrato con un'auto condotta da una donna. Entrambe le persone sono state portate a Catinara per accertamenti, sarebbero fuori pericolo di vita secondo le ultime notizie. Come vedete le immagini sono veramente drammatiche. Cambiamo completamente argomento, restiamo in tema incidenti anzi, perché un altro sinistro della strada nel pomeriggio all'Oneriacco di Tarcento, lungo la regionale Udine 105, uno scontro anche in questo caso tra un'auto e una moto, feriti padre e figlio in sella alla due ruote, i due sono rovinati sull'asfalto procurandosi ferite che hanno reso necessario il trasporto all'ospedale di Udine, anche in questo caso non sarebbero in pericolo di vita. E adesso ci trasferiamo nel capoluogo friulano per quanto riguarda la famosa diatriba in corso tra il comune e il campo nomadi in merito all'acqua, rifacimento del pozzetto dell'acqua su suolo comunale, quindi esterno al campo nomadi, installazione di un contatore per limitare la portata dell'acqua, un conseguente crollo del 90% dei consumi, da 100.000 litri al giorno a una quota stimata di 10.000 litri. Questo è l'esito del confronto tra il sindaco di Udine Pietro Fontanini e il direttore del CAFC Massimo Battiston, che si è svolto nel pomeriggio di oggi a Palazzo Daronco. E adesso parliamo di scuola, ma di opportunità per quanto riguarda gli studenti e soprattutto coloro che vanno alla ricerca di un posto di lavoro. Sono circa 130 le studentesse e gli studenti del Friuli Venezia Giulia che quest'anno partecipano al Masterclass internazionale di fisica delle particelle organizzate dall'Istituto Nazionale Fisica Nucleare in stretta collaborazione tra l'Università di Udine e quella di Trieste. Grazie alle masterclass internazionali, le ragazze e i ragazzi potranno fare esperienza diretta di come funzionano le ricerche del CERN. Saranno accompagnati da ricercatori e ricercatrici in un viaggio alla scoperta delle proprietà delle particelle ed esploreranno direttamente i segreti dell'acceleratore LHC del CERN, analizzando i veri dati dell'esperimento. Si parte il 25 febbraio con la masterclass organizzata dall'Università di Udine, 9.30-17.30, cui seguiranno quella dall'1 al 7 marzo, organizzate dall'Università di Trieste. E adesso andiamo a chiudere con un servizio chiaramente legato alla pandemia in piena emergenza da 2 anni, il video della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Ci troviamo a Palmanova, presso il centro operativo della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia. Qui ci occupiamo di prevenzione, allerta ed emergenza. La comunicazione di protezione civile è di grande importanza ed è per questo che da qualche tempo abbiamo attivato i canali social. La nostra comunità social nasce nel 2016. I volontari digitali sono diventati negli anni le sentinelle sul territorio per una comunicazione integrata con le amministrazioni comunali. Anche per l'emergenza coronavirus ci siamo attivati fin da subito per una comunicazione efficace, reale e coerente contro fake news e infodemia. I cittadini ci hanno seguiti e riconosciuti e i nostri canali social hanno raddoppiato i follower. Continuate a seguirci, diffondiamo cultura di protezione civile in tempo di pace, allerta ed emergenza. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del nostro audio video giornale. Non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonanotte e soprattutto per ulteriori aggiornamenti potrete visitare il nostro sito friulitv.net e i nostri canali social collegati.
non resta che augurare, come detto, a tutti voi la più cordiale buonanotte e alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.